Oltre 206 milioni di euro di finanziamento per il futuro molo ottavo del porto, pietra miliare per lo sviluppo di Trieste, sottolinea il sottosegretario Savino. Ritorna alle province, la regione è pronta per tornare agli enti elettivi, aspettiamo il Parlamento, spiega l'assessore regionale Roberti. È tornata la Iozza nella galleria di Montebello a poco più di 8 mesi dalla ristrutturazione, l'assessore Lodi, ci siamo attivati per i lavori, nessun impatto sul traffico. Un nido di gabbiani non ferma la demolizione dell'ex Pavan, interviene la forestale, si va avanti fra cittadini favorevoli e quelli contrari. Nuova sede di Esatto all'ex meccanografico consegnata, ora via gli allestimenti interni, uffici operativi a partire da febbraio. Arlecchini e Colombine in scena al Teatro Verdi di Trieste, nel Ridotto, grande lirica e divertimento in sala con Andrea Binetti protagonista. Blitz della pallacanestro Trieste all'ultimo giorno di mercato, presa l'ala croata 22enne Leo Menalo di formazione italiana, prospetto di livello europeo di 208 centimetri. Buonasera e bentrovati alla nuova edizione del telegiornale serale di Tele4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze nel corso della... il Ministero dell'Economia e delle Finanze nel corso della conferenza Stato-Regioni ha dato l'ok al finanziamento di oltre 206 milioni di euro per il realizzo del molo ottavo del porto di Trieste. Sentiamo. Il progetto del molo ottavo del porto di Trieste ha gambe per partire. I 206 milioni 850 mila euro della parte pubblica ci sono, i restanti 109 milioni per un totale di 315 complessivi saranno a carico del proponente privato, cioè di ALA PLT Italy, titolare della adiacente piattaforma logistica. L'approvazione dei fondi è arrivata nel corso della seduta della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. A confermare il finanziamento tramite le risorse del Fondo per le infrastrutture portuali e Sandra Savino, sottosegretario del Ministero dell'Economia e delle Finanze. È un passo importante rispetto proprio alla volontà e l'ambizione di trasformare questo porto in un punto proprio, uno snodo logistico di primaria importanza tra il Mediterraneo, l'Europa e il Far East. Quindi questo è un traguardo importante e credo che da qua si possa continuare un lavoro di sviluppo del porto che va a beneficio dell'intero sistema paese. La prima parte del progetto prevede la costruzione di un molo da 400 metri di lunghezza per 50 di larghezza a partire dall'angolo esterno dell'attuale piattaforma logistica, più la porzione retrostante dedicata allo stoccaggio e alla movimentazione delle merci, collegata alla nuova stazione ferroviaria di Servola, che permetterà a tutta l'area di far partire immediatamente le merci su rotaia una volta sbarcate a terra. Stando alle prime stime, la prima fase operativa della nuova infrastruttura potrebbe vedere la luce nel 2027 con 500.000 TEU di movimentazioni previste. I più di 200 milioni complessivi per le infrastrutture dei porti di rilevanza nazionale destinati a Trieste, ha sottolineato il presidente della regione Fedriga, sono una dimostrazione della strategicità che il governo riconosce allo scalo. Ora spetterà all'autorità portuale emettere un bando pubblico basato sul project financing proposto da ALA per poi passare assieme al privato alle fasi successive di progettazione e realizzo. Spari in acqua vicino alla nave e ai gommoni che stavano soccorrendo un barchino stracarico di naufraghi, spari in aria e poi minacce. A poche ore dall'inizio della missione Mare Ionio, la nave dell'ONG mediterranea Saving Humans, armata dall'attivista triestino Alessandro Metz, unica della flotta civile a battere bandiera italiana, è stata aggredita dalla Guardia Costiera libica. Al momento non si segnalano feriti, ovviamente aggiornamenti nelle prossime edizioni. La Regione è pronta a ridare vita alle province, ora spetta al Parlamento approvare definitivamente la modifica dello Statuto, così l'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti sui futuri enti intermedi che sostituiranno le attuali EDR. Laura Buccarella. Ci sono delle novità, nel senso che c'è stato questo primo passaggio alla Camera in Commissione. Ora la palla passa alla Camera, all'Aula della Camera per l'approvazione del primo passaggio parlamentare, e quindi attendiamo la calendarizzazione che ci auguriamo avvenga il più presto. Il loro ritorno è fin dal 2018 uno dei cavalli di battaglia della Giunta Fedriga. Parliamo delle province abolite in Friuli Venezia Giulia nel luglio del 2016 con tanto di legge costituzionale per essere trasformate prima in UTI e poi in EDR.
3 enti di decentramento regionale. Lo scorso 12 marzo la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha emanato la legge di riforma dello Statuto speciale volta al ripristino dei vecchi enti. Occorrerà però ancora aspettare il via libera della Camera e del Senato. Se i tempi saranno rispettati, il 2024 sarà l'anno della loro rinascita, come indicato dal Presidente Fedriga nella conferenza di fine anno. In parallelo la Regione lavora al suo modello di nuove province eleggibili con relativi consigli provinciali e assessorati propri dell'ente intermedio, come spiega l'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti. Nel frattempo ovviamente noi ci stiamo preparando e stiamo continuando a lavorare sulle nostre norme, perché nel momento in cui lo statuto verrà definitivamente modificato ci sarà bisogno di una legge elettorale e soprattutto di una legge di trasformazione degli EDR negli enti di area vasta che stiamo immaginando con le relative competenze. Quindi c'è un lavoro a 360 gradi che va avanti, quindi nel momento in cui ci sarà quell'approvazione definitiva contiamo di essere pronti per poter far partire ufficialmente le prossime province, i prossimi enti di area vasta che avranno delle funzioni che non sono quelle dei comuni, ma che anzi sono quelle che ora sono in capo alla regione, che andranno devolute verso il basso, verso un ente molto più vicino al territorio e ai cittadini. Allora vi ricordo l'appuntamento con Ring questa sera 21:10, il lavoro c'è ma lo stipendio non basta, il titolo della serata. Con noi Maurizio De Blasio di Fratelli d'Italia, Giulia Massolino di Patto per l'Autonomia, Franco Lenarduzzi del Partito Democratico e Roberto Novelli di Forza Italia. Cambiamo pagina, una nuova infiltrazione dopo le piogge dei giorni scorsi interessa la galleria di Piazza Foraggi, come dicono i triestini, la Iozza è tornata. Non c'è pace per la galleria di Piazza Foraggi nel luglio scorso con la riapertura, in seguito ai lavori durati più del previsto e necessari per risolvere il problema delle infiltrazioni che da anni affliggevano la struttura, si pensava di essersi lasciati la questione alle spalle. Invece, sorpresa, la Iozza è tornata dopo le piogge dei giorni scorsi ed è abbastanza visibile a pochi metri dall'ingresso di Piazza Foraggi. I lavori, ricordiamo, hanno comportato dapprima l'iniezione di malta cementizia nel soffitto della galleria, non sufficienti tuttavia a bloccare le infiltrazioni. Pertanto si era proceduto con il rivestimento in pannelli di policarbonato del 70% della lunghezza del tunnel, 720 metri. Ora, è ovvio, bisognerà intervenire nuovamente. Il sindaco di Piazza esclude che la galleria venga chiusa ulteriormente al traffico veicolare. Le soluzioni previste sono due: una nuova iniezione di malta cementizia oppure l'installazione di un altro pannello all'altezza dell'infiltrazione. Sarà l'impresa SAC ad eseguire i nuovi interventi. In tal senso i dirigenti comunali e quelli della ditta effettueranno un sopralluogo per decidere come procedere. La SAC, che ha realizzato la copertura, è tenuta a garantire per 10 anni sull'esecuzione dei lavori, però gli 870.000 euro di penali che il municipio ha richiesto per i ritardi nella consegna dell'opera raccontano di rapporti tutt'altro che idilliaci fra Palazzo Sipario e la stessa SAC. L'intervento sarà immediato e la galleria resterà aperta, così l'assessore comunale ai lavori pubblici Elisa Alodi sulla galleria. Abbiamo prontamente chiamato l'impresa affinché intervenga, l'impresa che ha eseguito i lavori, affinché faccia l'intervento che vada a risolvere questo problema di percolazione d'acqua in galleria. Quello che posso garantire è che se non lo farà l'impresa lo faremo noi, tratterremo la cauzione perché il lavoro va fatto, e quello che posso anche garantire è che verrà fatto a galleria aperta, quindi o di notte o comunque nei weekend con restringimento di gareggiata, ma non daremo nessun disagio per risolvere questo problema alla cittadinanza. Allora, l'abbattimento dell'ex Pavan di San Giacomo è quasi completo, oggi si è proceduto con la demolizione delle strutture ancora in piedi, spuntano tra l'altro i favorevoli alla decisione del sindaco. Oggi si è proceduto nonostante un nido di gabbiani sul quale è intervenuta la forestale. Sentiamo Umberto Bosazzi. Ancora una giornata sostanzialmente tranquilla per quanto concerne l'abbattimento dell'ex Pavan, lungo l'area di via Frausina, presidiata dai carabinieri, dalla Digos, dalla polizia locale, divenuto ormai cantiere. Il transito delle persone prosegue, verrebbe da dire sconsolato, di fronte a quello che è un fait accompli. La demolizione della struttura prosegue, stamani la Guardia Forestale è intervenuta poiché era stata segnalata ed effettivamente riscontrata la presenza di un gabbiano che aveva nidificato sul tetto dell'ultimo brandello di struttura ancora in piedi.
In ogni caso si è ritenuto di procedere ugualmente e poco prima delle 11 anche quel pezzo dell'edificio è stato abbattuto. Nel frattempo si fa sempre più sentire, tramite mail che giungono in redazione, telefonate che arrivano in diretta durante sveglia a Trieste, un certo numero di persone favorevoli all'abbattimento e che vede nella querela scatenatasi in questi giorni una strumentalizzazione politica contro la giunta comunale. Sono terminati i lavori all'ex meccanografico di via Ottaviano Augusto, che a partire da febbraio ospiterà la nuova sede di Esatto e una parte degli uffici comunali. Nel frattempo, durante il 2024, diventerà sede provvisoria di alcuni dipartimenti del municipio. Molto bene. Molto. Un centro servizi vero e proprio. Questo è veramente un centro servizi interessante. Sono finiti i lavori all'ex meccanografico di via Ottaviano Augusto. Sindaco e assessori hanno preso parte alla consegna dell'immobile assieme alla presidente di Esatto e alle ditte Riccesi e Balsamini Impianti. Edificio che sarà la sede di Esatto e in parte anche degli uffici delle politiche sociali del comune di Trieste. La costruzione dell'ex meccanografico era iniziata negli anni '80, opera delle Ferrovie dello Stato e mai ultimata, se non al rustico, fino all'intervento del comune che ne ha considerato prioritario il recupero per inserirvi uffici e servizi aperti al pubblico. Un cantiere da 5.300.000 euro. I lavori sono terminati da un punto di vista edilizio, siamo in fase di collaudi, quindi di verifica ovviamente di funzionamento di tutti gli impianti. Ospiterà Esatto al piano terra e al primo piano, e al piano superiore avremo i servizi sociali che in realtà non rientreranno immediatamente ma entreranno successivamente, avendo un grosso progetto da 4 milioni di euro di efficientamento energetico del palazzo del municipio, che comporterà quindi un trasferimento qui temporaneo degli uffici dei tributi del comune e dell'innovazione per il periodo necessario ai lavori del municipio, quindi saranno ospitati qui per quel periodo. Rientrati in sede principale diventerà poi anche l'ex meccanografico, oltre alla sede di Esatto, anche la sede dei servizi sociali del comune di Trieste. Il trasferimento di Esatto da piazza Sansovino a via Ottaviano Augusto avrà luogo all'inizio del prossimo anno, permettendo la chiusura dell'anno fiscale senza un trasloco in corso. Un grande vantaggio per quanto riguarda l'utenza, ma anche per quanto riguarda i lavoratori dell'ente, lavorare appunto in un ambiente più confortevole, più facile da raggiungere. Ci sono una serie di aspetti appunto legati alla fiscalità, alle scadenze fiscali che ci impongono di slittare all'inizio del prossimo anno, ma noi contiamo di essere qui da febbraio e faremo tutto il possibile per contenere al massimo i disservizi che si genereranno in funzione di questo trasferimento che, ripeto, è sicuramente un grande passo in avanti per Esatto e quindi per tutta la cittadinanza. Proseguono i servizi di controllo del territorio organizzati dalla Polizia di Stato sulla scia di quanto effettuato anche nel weekend di Pasqua. Nel corso dell'ultimo servizio sono state identificate 300 persone, di cui circa 100 stranieri, e denunciati 3 soggetti di nazionalità egiziana per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Controllati 60 veicoli e una quindicina di esercizi pubblici. Al personale della Questura di Trieste si sono aggiunti a supporto anche 2 equipaggi del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato di Padova. Sentiamo invece ora il report trimestrale dell'attività della Polizia Locale di Trieste con l'operatività specifica del nucleo interventi speciali. Il nucleo interventi speciali è il nucleo antidegrado, quindi fa molte attività. Diciamo che il fenomeno dei writers si è parzialmente ridotto, come anche sicuramente quello del commercio ambulante abusivo, che è effettivamente molto residuale. Quello che abbiamo aumentato di molto, anche perché ormai siamo 22 operatori del nucleo interventi speciali, sono i controlli nei giardini. Sono i dati salienti dell'attività del nucleo interventi speciali della Polizia Locale nel primo trimestre di quest'anno, illustrato in municipio dal comandante Milocchi e dall'assessore De Gavardo. Presenti anche il comandante storico Dorigo e la nuova guida, per la prima volta una donna, il vicecommissario Gloria Frizza. Dedicato in particolare al contrasto del degrado urbano e da tempo dotato anche dell'arma d'ordinanza, il nucleo è stato recentemente potenziato. Nucleo fondamentale attualmente all'interno della Polizia Locale di Trieste, un nucleo che si occupa di contrasto al degrado urbano, un nucleo che fa prevenzione, che serve da deterrente e che è presente, molto presente, anche grazie alle nuove assunzioni sul territorio triestino.
un nucleo che Trieste esprime già dal 2004 ma che trova la sua ufficialità dal 2017, quando il decreto Minniti assegna proprio ai comuni le competenze relative al contrasto del degrado urbano. 105 le sanzioni elevate in 3 mesi, in particolare per mendicità e bivacco, ma anche indicatori abusivi di parcheggio, una trentina gli interventi sanzionatori per detenzione di stupefacenti, sempre le stesse, oltre ai giardini pubblici, le aree maggiormente attenzionate. Ossia le aree pedonali del centro città, che è importante il pattugliamento a piedi proprio perché le autopattuglie non passano per le aree pedonali, e poi le zone sono quelle di Piazza Garibaldi, Largo Barriera, Piazza Perugino, Via Sette Fontane, Valmaura e San Giacomo in particolare. Allora, una notizia: il Consiglio di amministrazione di Spar Austria, gruppo internazionale di cui fa parte Aspiag Service, la concessionaria dei marchi De Spar, Eurospar, Interspar in Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia, ha nominato Christoph Riesbacher presidente del comitato di gestione di De Spar Aspiag Service dal 1 aprile scorso, al posto di Paolo Klotz. I 2 amministratori delegati di De Spar Aspiag Service, Arcangelo Francesco Montalvo e Massimo Salviati, conservano i loro ruoli attuali in seno al comitato di gestione e nel CDA. Ancora una notizia di pubblica utilità: Cegas APS Amga informa che giovedì 11 aprile potrebbero verificarsi disagio nei servizi gestiti dalla multi-utility, compresi call center, sportelli commerciali e stazioni ecologiche, a seguito di uno sciopero nazionale di 4 ore proclamato dalle organizzazioni sindacali confederali. A Cegas ricorda che saranno garantite le prestazioni minime assicurate per legge e che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività. Ciò il giovedì 11 di aprile prossimo. La pubblicità e poi torniamo. Seconda parte del telegiornale serale di Tele4. Il consigliere della lista Muggia Maurizio Fogar oggi ha lanciato la richiesta di convocazione urgente di un consiglio comunale per discutere dei progetti nella Valle delle Noghere. Consigliere Maurizio Fogar, perché la sua richiesta di un consiglio comunale a Muggia? Perché dopo le 2 precedenti, sempre autoconvocate dall'intergruppo, dobbiamo ragionare sul futuro della Valle delle Noghere e dell'ex raffineria Aquila. Valle delle Noghere che ha in questo momento 2 zone già bonificate, come ha confermato Zeno D'Agostino, e cioè 270.000 metri quadri, di cui 73.000 riservate ad area sportiva, per cui mettere lì il centro sportivo della Triestina non costerebbe nulla alla società, tutto è pronto. Poi c'è il problema del mistero dell'ex raffineria Aquila, di cui nulla si sa da 3 anni, e per chiudere le bonifiche in Valle delle Noghere. Non sappiamo cosa, oltre all'area ex Coop e l'area sportiva già bonificate, che fine faranno le bonifiche che l'autorità portuale dovrebbe fare. Francamente spero che con questo Consiglio Comunale si faccia chiarezza, non con gli insulti che il sindaco elargisce a destra e manca a cittadini e consiglieri, che se continua così francamente penso che a 71 anni troverò qualcun altro che mi sostituirà in Consiglio Comunale. Allora, il liceo Oberdan presenta l'8ª edizione di Obermoon, il progetto che coinvolge i giovani europei dal 12 al 14 aprile. Un'esperienza di simulazione delle assemblee ONU per incoraggiare l'adozione di un confronto costruttivo tra studenti d'Europa. È il programma dell'8ª edizione del progetto Obermoon 2024, presentato dal liceo scientifico Guglielmo Oberdan, che si svolgerà dal 12 al 14 aprile a Trieste. Anche quest'anno, come nelle edizioni precedenti, abbiamo invitato scuole da tutta l'Europa, verranno scuole dalla Germania, dalla Francia, dalla Svezia, dall'Austria, e quindi i giovani studenti di tutte queste scuole dibatteranno dei temi realmente dibattuti dalle agenzie delle Nazioni Unite, divisi in 6 commissioni dal 12 al 14 di aprile. Tra gli argomenti dibattuti troviamo le politiche nazionali per scongiurare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminali, la prevenzione dei disastri ambientali, lo sviluppo di tecnologie
tecnologie innovative per prevenire l'inquinamento dei mari, le iniziative per ridurre la fuga dei cervelli e per debellare la schiavitù infantile, il diritto a un'alimentazione certa e sicura per i civili che si trovino in zone di guerra, la messa al bando delle mine antipersone, le misure per contrastare la diffusione delle fake news. E poi alla fine dei dibattiti produrranno delle risoluzioni, come appunto avviene alle Nazioni Unite. Sarà, oltre che un momento di confronto proprio sui temi, sarà anche un momento di scambio culturale, perché i nostri ragazzi ospitano anche i delegati provenienti dagli altri paesi in famiglia, e quindi sarà un bellissimo momento di condivisione. E siamo alla pagina della cultura con il teatro. Prima rappresentazione oggi per Arlecchina e Colombina, l'atto unico commissionato dal Teatro Verdi a Matteo Musumeci. Ci racconta tutto Umberto Bosazzi. È andata in scena stamani al ridotto de Sabata del Teatro Verdi la prima di Arlecchina e Colombina. È un frizzante atto unico che la Fondazione Lirica ha commissionato al compositore Matteo Musumeci, il quale ha realizzato una partitura composta da 15 brani chiusi, come si dice in gergo, che spaziano dai toni più vicini a quelli dell'operetta ad atmosfere felliniane che ricordano dunque le melodie di Nino Rota. In una vicenda che prende le mosse dall'arlecchinata di Salieri e da Ponte e che vede Colombina destreggiarsi fra Arlecchino e Brighella, lo spettacolo si concede anche di giocare con le regole del teatro. Può permetterselo Andrea Binetti, regista della spumeggiante messa in scena, che si giova di un apparato scenico essenziale ma efficacissimo e che si ritaglia il ruolo di Brighella. Accanto a lui sempre più bravo Giacomo Seguglia nella parte di Arlecchino, laddove Marzia Postogna in quella di Colombina si conferma una certezza ormai non solo per la prosa. A dirigere l'orchestra Stefano Furini. Lo spettacolo resterà in scena fino a venerdì 12 aprile, escluso domenica 7 e lunedì 8. 2 le repliche giornaliere, una delle quali sempre alle ore 11. E siamo allo sport con il basket. La Pallacanestro Trieste ha firmato nell'ultimo giorno utile del mercato di Serie A2 l'ala 22enne Leo Menalo, di origine croata ma formazione italiana. Il giocatore militava nella Virtus Bologna. Recupera la palla Leo Menalo, che può andare in transizione da solo! Non è un giocatore fatto e finito, ma uno dei prospetti più importanti a livello europeo per i classe 2002. Ala di 208 cm per 95 kg, maleducata anche dal perimetro e grandi inventivi in attacco. È stato voluto dalla Virtus Bologna, che ha investito su di lui senza però trovargli l'adeguato spazio ad altissimo livello, prima sotto la guida di Sergio Scariolo e poi di Luca Banchi. Questo l'identikit di Leo Menalo, giocatore croato di nascita ma di formazione italiana, che vestirà la maglia della Pallacanestro Trieste. Siamo entusiasti di avere Leo nella nostra squadra in questo momento cruciale della stagione, ha commentato il GM biancorosso Michael Arcieri. È un giovane di grande carattere, passione per il gioco e un'eccellente etica del lavoro. Porterà abilità, atletismo e versatilità al nostro roster su entrambi i lati del campo. Leo ha iniziato la sua formazione cestistica nelle giovanili del Cibona Zagabria, ma in Italia alla Stella Azzurra a Roma, che è cresciuto guadagnandosi minuti sul parquet capitolino a partire dalla stagione 2018-2019, poi per 3 stagioni in Serie A2, alternando la maglia della Stella Azzurra a quella dei Roseto Sharks. Il suo atletismo, l'abnegazione al lavoro e la sua intelligenza cestistica gli sono valsi la chiamata della Virtus Bologna. Nel 2022, con la maglia della nazionale croata Under 20 ai campionati europei, si è distinto con una media di oltre 14 punti e 4,4 rimbalzi a partita. La Triestina ha pareggiato ieri con l'Atalanta Under 23, bel ritmo, bel gioco, pareggio utile per la classifica dell'Unione. Ci racconta tutto Bernardo Gulotta. Una partita vivace giocata a viso aperto da 2 squadre che hanno dimostrato buon calcio, un risultato che beffa la Triestina nel finale, ma per quanto visto in campo sembra essere anche giusto. L'Unione e l'Atalanta Under 23 hanno pareggiato ieri al Tognon di Fontanafredda, lasciando invariate le posizioni della classifica. A rompere per primi gli indugi sono i rossolabardati, il 12°, ma il colpo di testa di Lescano su assist di Anzolin sorvola abbondantemente la traversa. Più clamorosa l'occasione successiva passata tra i piedi di Lazrak, che a tu per tu col portiere non trova l'angolo giusto per sbloccare il risultato. L'Atalanta risponde al 28°, Diao impegna Matosevic che respinge coi piedi. Moretti per la Triestina calcia da fuori area costringendo Vismara al tuffo. In un'azione tutta in velocità Capone trova la porta chiusa da Matosevic in quella che verrà archiviata come l'occasione migliore dei bergamaschi nel primo tempo.
Il numero 10 ospite ci prova sin dalle prime battute della ripresa. Il tiro a giro però è troppo alto. I rossolabardati sfiorano il gol al 53esimo. Vismara è attento e sventa il pericolo. Il palo colpito da Capone fa correre un brivido ai ragazzi di Bordin, che rispondono con una botta di Lescano parata dall'estremo difensore lombardo. Il ritmo è vivace e a mettere il punto esclamativo è Pavlev, preciso e coordinato nel calciare il pallone offerto da Correia e segnare l'1-0 per la Triestina. L'Atalanta non cede e a stretto giro reagisce con un tiro da fuori area controllato con lo sguardo da Matosevic. È il preludio alla rete del pareggio, che arriva dopo una serie di tocchi non perfetti ma efficaci a permettere a Vlahovic di gonfiare la rete. Dopo 6 minuti di recupero l'arbitro fischia la fine della contesa, una partita piacevole fra due squadre di qualità che con il punto ottenuto muovono un passo in classifica in attesa del prossimo turno, in programma per entrambe domenica sera alle 20:45. Allora, è tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo, 21:10, Ring. Restate con noi.